Allora, stiamo parlando, accennando un po' il discorso del turismo. Per restare al turismo un po' nostrano, è andata bene in Veneto, diceva lei, ci sono stati dei momenti interessanti, ci sono prenotazioni, cosa le risulta? Sì, sì, no, prenotazioni ce ne sono, negli alberghi ce ne sono, anche perché diciamo che nonostante tutto la stagione sta promettendo bene, sono belle giornate, quindi la gente ha voglia di muoversi. Torniamo al discorso che facevo prima. Hanno accumulato e adesso hanno voglia, sì, la gente è stremata, è stanca, ma specialmente anche i giovani, i bambini li abbiamo tenuti in casa 2 anni, cioè è una situazione che uno quando può scappa e vade, c'è poco da fare e quindi magari il weekend alle terme o il weekend al mare uno se lo fa. Con dei grandi sacrifici però, perché deve comunque fare economia in altro modo. Quindi tagliando da qualche parte pur di investire è chiaro, in se quello è l'entrata devi gestire anche l'uscita, non c'è niente altro da fare. Quindi diciamo così, pronostici per l'estate dovrebbero essere buoni, meno per le località turistiche, forse contrazione delle giornate? Sì, no, ma l'estate è sempre stata qualcosa di, diciamo, fuori da ogni prospettiva. Uno l'estate la vuole vivere, c'è poco da fare, uno la vive. Dopo torneremo a settembre con i soliti problemi che affronteremo a settembre con l'inizio delle scuole, però uno adesso dice no, ho lavorato un anno e l'anno è stato molto pesante perché quest'anno è stato pesantissimo e non li puoi privare anche di andare via quei 10-15 giorni perché uno altrimenti va veramente fuori di testa. Ecco, prima facevo la battuta fuori onda che era il discorso relativo a ci sono le città d'arte che hanno sofferto un po', non poco, insomma. Tantissimo. Tantissimo. Le città d'arte sono state quelle più penalizzate perché durante il lockdown abbiamo avuto 2 anni di ferma anche se, diciamo, anche se ci sono stati appunto delle fiammate perché Padova, specialmente Padova con Urbus Picta ha dato una scossa e quindi i turisti sono arrivati. Non sono stati del turismo che magari ci aspettavamo, è un turismo più mordi e fuggi. Ma non ha lasciato entusiasmo, strascichi di entusiasmo visto, in base a quello che c'era nei vari blog, è stato diagnosticato nei vari blog, così? Sì, ma allora è molto semplice il ragionamento. Quando tu hai toccato il fondo, qualsiasi goccia d'acqua che arriva è qualcosa di importante. Da come eravamo partiti dopo un lockdown, aver visto l'albergo pieno, per dire, uno dice beh dai insomma, ma sono fiammate come ripeto, sono fiammate. Allora, noi abbiamo bisogno di continuità, noi abbiamo bisogno di stabilità, noi abbiamo bisogno di certezze, noi abbiamo bisogno di programmare le nostre imprese. Non possiamo andare avanti che oggi sappiamo cosa ho fatto oggi, non possiamo programmare il domani e questo mette in serio pericolo anche quello che è la nostra forza lavoro, i nostri collaboratori nelle nostre imprese, perché si sentono anche loro in pericolo. Ecco perché abbiamo anche questo problema appunto di reperire forza lavoro. Noi abbiamo sempre persone nelle nostre attività, parlo anche nei ristoranti, persone che sono formate, specializzate, però oggi... Anche perché se uno vuole vendere, alzare i prezzi, vendere qualità, deve anche dare un servizio. Ma oggi puoi offrire quello che vuoi, manca veramente la materia prima, manca la persona specializzata. Hanno trovato altri posti, magari nell'incertezza appunto che ritorni qualche altro problema, dice beh guarda ho trovato un posto, anche se prendo un po' meno va bene lo stesso. Assolutamente. Questo mi hanno risposto tantissimi. Esatto, questo è importante, adesso lo sentiamo anche nel dettaglio. Leggo anche il messaggio che è arrivato poco fa, che così ci teniamo al passo con i messaggi che arrivano. Certo che andremo in vacanza, ma di certo il prezzo sarà determinante, probabilmente faremo qualche giorno in meno. Ecco, questo mi interessa un po' perché è un'analisi di fatto. Allora, se io prima vendevo a X, l'albergo, quello che è la struttura, il ristorante, e le persone facevano 10 giorni, 15 giorni ipotizziamo, no? Adesso io vendo a X più Y, le persone
quello hanno in tasca, non è che possono che si aumenta miracolosamente, no? Salvo poche eccezioni. Non posso fare 15 giorni, ne faccio 10, 15, cioè 10, 5, perché addirittura c'è chi arriva alla settimana neanche. L'albergatore, il gestore, l'operatore ci guadagna tanto quanto prima, perché alla fine invece che avere 15 giorni se è aumentato il prezzo ci rimette, e ci rimette sotto vari profili. Conviene questo, anzi, che visto che la struttura ormai è in piedi, visto che il costo struttura esiste e tanti costi sono aperti, perché poi il personale non è che lo tiene una settimana e poi lo lascia a casa. E l'hotel, tanti hotel, anche nella zona per esempio vicina delle terme, ma non solo, sono mezzi vuoti. E le persone una settimana non possono permetterselo, insomma. Sì, ma vale questo... la pena non fare un ragionamento di cambiare l'offerta turistica. Quindi lei dice ci sono tantissimi problemi, la situazione è questa. Come si può trovare il modo, visto che la gente la voglia ce l'ha, perché se la gente non ci avesse voglia è tutto un altro problema, o non può perché ti chiudono in casa, è un altro. Ma la gente voglia ce n'ha, potenzialità, ma è frenata perché non c'è il budget. Si possono trovare... Allora, quando prima parlavamo dei weekend, uno riduce il tempo, magari va un weekend e poi si sposta in altra parte. Certo. Non è in quanto se tu fai il ragionamento, quello di abbassare, diciamo, il prezzo e la gente arriva, non è così. La gente vuole poco ma di qualità, e quindi tu devi tenere un certo tipo di qualità nel tuo albergo, anche perché insomma non è che puoi, diciamo, adoperare materie meno costose per comunque cercare di stare in piedi. Ne abbiamo già visti di fallimenti anche nelle nostre terme qui di Abano. È meglio evitare queste logiche qua, è meglio che magari uno cerchi di razionalizzare bene la sua impresa in modo che rimanga in piedi. Quello di fare la guerra dei prezzi, che la vediamo costantemente, perché ho visto anche camere a 35 euro a notte, però è un conto economico, mi dicono, perché io non sono... Però forse le multinazionali. Mi dicono che è impossibile tenere in piedi un prezzo così, e quindi capisco, però insomma ripeto, non siamo su una tranquillità economica che si possono fare dei ragionamenti. Oggi siamo su una situazione di estrema difficoltà. Quello di giocare a ribasso è qualcosa di molto pericoloso. Sì, quindi bisogna fare delle valutazioni di questo tipo. Molte valutazioni. Qui dice, ma con quale spirito programmo le vacanze quando ottobre è subito alle porte, con tutti i costi del riscaldamento, luce che arriveranno? Io ho 2 figli e vivo di 2 stipendi normali. Ecco, questa è la realtà del nostro paese. Come faccio ad andare in ferie che non so a settembre cosa mi succederà? La signora ha 2 figli, okay, che deve mandare a scuola, che deve accudire, insomma, i ragazzi bisogna anche dare dignità a questi ragazzini, e quindi è un problema che le famiglie si pongono, e se lo pongono anche con estrema serietà. Come faccio ad andare in ferie se dopo non so il domani? E questa è la classe, diciamo, media. Quelli che avranno la possibilità andranno in ferie, quelli che non andranno la possibilità fanno questo tipo di ragionamenti, ma questo tipo di ragionamenti ricade su tutta un'altra serie di ragionamenti che riguarda i consumi, razionalizzare bene anche lo stipendio, come va speso. Non è una situazione normale, questa non è una situazione normale per nessuno. Lei ha avuto un incontro qualche giorno fa in modo particolare col ministro del lavoro Orlando. Sì. Un incontro importante, perché c'è stata anche poi la discussione tra gli industriali e sempre il ministro Orlando sul discorso del famoso cuneo fiscale, sulle tasse, eccetera. È un tema caldo e acceso. Effettivamente, se questo benedetto cuneo fiscale si fosse lavorato come era in pronostico, poi non è stato fatto un bel niente, forse un potere d'acquisto maggiore le famiglie lo avrebbero, e quindi tutto a catena ne trarrebbe vantaggio, non è così? Sì, io mi sono permesso con il ministro Orlando di segnalare alcune situazioni. I 200 euro, no? Una tantum, gli 80 euro di Renzi, reddito di cittadinanza, tutta una serie di situazioni, okay, che non portano una stabilità dal punto di vista proprio di, diciamo, di remunerazione di una persona, di un lavoratore.
La mia proposta, ho detto, caro Ministro, se uno viene a lavorare su un'impresa delle nostre e guadagna 1.300, 1.500 o un ragazzo giovane 1.000 euro, ma l'impresa ne costa 3.000, facciamo questo benedetto cuneo fiscale, lasciamo più soldi in tasca al lavoratore e meno. Il primo che prende tutto è il governo, perché ti prende il 50% della busta paga. Il 50% se lo prende il governo. In questo momento siamo su un momento di emergenza, il governo deve lasciare i soldi in tasca ai lavoratori e lo deve fare, perché io ho capito che dobbiamo pagare le pensioni, che dobbiamo pagare tutto un sistema. Però insomma oggi il momento è difficile per tutti, anche magari rivedere qualche pensione, prima ne parlavamo delle pensioni d'oro, di tutte queste situazioni, poi tutto tace, anzi qualcuno si è aumentato, mi dicono, anche lo stipendio a Roma. Sì, tra le altre cose, e non si dice niente, che si parla di altro. Un altro messaggio. Vorrei correggere il messaggio di prima sui costi annuali da un mio calcolo, considerando aumenti della spesa quotidiana, gas, luce, benzina, eccetera, andiamo sui 4.500 euro annui di costo in più per le famiglie se hai 2 figli. Sì, assolutamente appunto, sì, senza calcolare i libri di scuola. È anche una prospettiva ottimistica, perché insomma non so quanto... Al di là della spesa c'è anche il pericolo che uno dovrà attrezzarsi con altri tipi di riscaldamento, e quindi se non avrai il gas dovrai scaldarti con la corrente, e quindi avendo un costo in più, perché la corrente costerà di più. Perché sono stati preannunciati i razionamenti? Sono stati preannunciati, cioè nell'aria, quando ti dicono le cose, le stanno già ragionando e pensando, quando dicono arriveremo anche a razionalizzare il gas. Questo è un gravissimo problema. Assolutamente. Cioè, quindi, anche perché l'inverno qua non è caldo. Dal bene andare al mare non è bello per nessuno. Infatti. Non è bello per nessuno, quindi abbiamo delle situazioni diciamo davanti, una prospettiva di un periodo che non è certo dei migliori. Presidente, le interrompo un attimo che andiamo in pubblicità. Torniamo anche sul discorso di questo confronto, incontro che ha avuto con il Ministro, che tipo di risposta ha avuto, che attenzione, quindi, su cui sono molto interessati i nostri telespettatori. Tra poco.